Ciao, sono Serena e queste sono le notizie della regione Liguria. Il cantiere della nuova diga di Genova segna un altro passo avanti con il posizionamento del 17° cassone. La nuova diga proteggerà il porto dalle mareggiate più violente e offrirà spazi di manovra sicuri per le navi di nuova generazione, lunghe fino a 400 metri, rendendo il porto di Genova un hub strategico per il Mediterraneo. È stata inaugurata la casa della comunità di Borgo Fornari, collocata all'interno dell'ex ospedale di Borgo Fornari e aperta dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 20. I lavori hanno interessato il piano terra e il primo piano per un totale di 340.000 euro. È online sul canale YouTube di Regione Liguria la prima puntata de La Voce delle Donne, un anno di storie al femminile, il nuovo format editoriale che racconta le donne liguri o legate alla Liguria, protagoniste in ambito lavorativo, sociale, culturale e sportivo. Protagonista della prima puntata Ilaria Sachitelli, presidente della Fondazione Sofia nel Cuore. Prosegue il progetto Chiamarte, l'iniziativa di Customer Care avviata nel giugno 2024 da Arte Imperia. Tra giugno 2024 e dicembre 2025 sono stati contattati oltre 600 assegnatari. Il 56% non ha evidenziato criticità, il 44% ha presentato segnalazioni ed è poi stato ricontattato per approfondimenti o aggiornamenti. Torna a Genova l'11 aprile The Garage, il contest di danza che ospitato al Palatecnoship di Fiumara richiama ballerini da tutta Italia e dall'estero, tra hip hop, open style e spettacoli dal vivo. Un appuntamento che unisce sport, cultura e promozione della città, con migliaia di partecipanti e spettatori attesi. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.